Cari tifosi del Napoli, siamo sempre alla ricerca di migliorare la nostra squadra per garantire i migliori risultati dentro e fuori dal campo. E oggi vi portiamo una notizia calda dal calciomercato, che potrebbe dare ancora più forza al nostro team. Ma prima, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità sul nostro amato Napoli. Andiamo dritti al punto. Secondo l'asterisco Corriere del Mezzogiorno asterisco, il Napoli ha messo gli occhi su un nuovo rinforzo per la stagione. Il nome del momento è Thierry Rendal Correia, terzino destro del Valencia, di soli 25 anni. Il giocatore portoghese, noto per la sua velocità e abilità difensiva, è visto come un elemento chiave che potrebbe rafforzare ulteriormente il nostro organico. La dirigenza ha già valutato che per portarlo a vestire l'azzurro di Napoli saranno necessari circa 12 milioni di euro. Questo movimento dimostra che il Napoli non lascia nulla al caso e continua determinato nella ricerca di rinforzi che possano elevare il livello della squadra. Correia ha la versatilità di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra, una caratteristica che sicuramente piace al tecnico Antonio Conte, che ama avere opzioni dinamiche e flessibili in campo. Mentre aspettiamo che le trattative avanzino, possiamo già immaginare come Correia potrebbe inserirsi nel nostro sistema di gioco, offrendo più alternative sia in difesa che nel supporto all'attacco. Ma ovviamente, tutto dipende ancora dalla chiusura degli ultimi dettagli con il Valencia, e speriamo che ciò accada il prima possibile. Ora vogliamo sapere la vostra opinione, tifosi, cosa ne pensate di questo possibile acquisto? Correia è il nome giusto per rafforzare la nostra difesa? Lasciate i vostri commenti qui sotto, vogliamo sentire la vostra voce. E non dimenticate di mettere un like al video e iscrivervi al canale per continuare a seguire tutte le novità del Napoli. Forza Napoli sempre!